I vini dei Colli Iberici hanno una nuova, centralissima e accogliente dimora, aperta a tutti. Nei giorni scorsi il Consorzio ha infatti aperto ufficialmente l'Enoteca dei Colli Iberici, un nuovo spazio dedicato alla promozione dei vini della denominazione, allestito all'interno del cinquecentesco Palazzo Pisani di Lonigo. Padrino dell'evento Alessandro Scorsone, sommelier e maestro cerimoniere della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La sala di Palazzo Pisani, sede del Consorzio, ospiterà anche l'ufficio informazione e accoglienza turistica del comune che gestirà tutta l'area berica. Lei diceva le bottiglie stappatele, non tenetele in casa chiuse, no? Anzi, diffidate da quelli che le tengono in casa, perché c'è una categoria di professionisti, che sono i medici, che sono i più fortunati di tutti. Ricevono tante bottiglie, ma tante che non ce la fanno a berle. E allora spesso qualcuno ci chiama e dice: ma sai, ho la cantina piena di vini. Peccato. Gli dico: ma perché cosa le bottiglie vanno aperte. Ma queste sono importanti, ha ragione di più. L'importanza di una bottiglia però è nel momento in cui viene stappata e nel momento in cui viene condivisa. Quella è l'importanza della bottiglia, non sono i denari e non è neanche il brand dell'etichetta, sono le persone con le quali condividerai, i sorrisi che tireranno fuori mentre berranno una bottiglia e anche a volte l'onore di bere grandi bottiglie, come nel nostro caso di oggi. L'Enoteca è un progetto fortemente voluto da tutto il Consorzio, nasce come luogo di incontro e scambio per i produttori e per rafforzare ancora di più il senso di identità e di appartenenza al territorio, un evento che celebra la volontà comune di valorizzare al meglio un'area ancora poco conosciuta ma che ha moltissimo da dare. La città è dormiente, ha bisogno di svegliarsi e attraverso le Terre del Guà, che è questo nuovo distretto commerciale che è stato riconosciuto dalla Regione Veneto, attraverso questa enoteca nuova che proporrà le eccellenze del territorio, riusciremo, io ne sono certo, a far conoscere Lonigo, perché Lonigo è una bella città con architetture meravigliose, con i più grandi architetti che la storia abbia mai visto, ma da sola non basta, dobbiamo fare squadra con appunto gli agricoltori, con i promotori del territorio e insieme come una squadra vincente riusciremo ad arrivare dove vogliamo arrivare, cioè ad essere i primi nella borsa, diremo così, valori del turismo che ci deve arrivare a trovare. Lo spazio dell'Enoteca potrà accogliere fino a un massimo di 50 persone, ospiterà degustazioni, incontri e corsi di formazione che avranno come punto cardine i vini dei Colli Iberici, chiamati #BericiRock, dal legame con la pietra che caratterizza questo territorio e il loro carattere. La sala sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 17, mentre sarà disponibile su prenotazione per le serate e nei giorni festivi. La cultura è fatta di libri, la cultura è fatta di terreni, la cultura è fatta anche di prodotti tipici, è un contenitore che va riempito. Se fosse già pieno oggi ci sarebbe da preoccuparsi, invece la strada di fronte a noi è già segnata. Questa non sarà la casa solo dei vini dei Colli Iberici, questa dovrà diventare una casa per tutti i Colli Iberici, indistintamente qualsiasi tipo di prodotto che possa essere veicolato come ambasciatore per il mondo, un po' come avviene con il nostro Thai rosso dei Colli Iberici. Uno strumento che dovremo utilizzare per valorizzare sempre di più le potenzialità che la DOC Colli Iberici ha e che non sono ancora espresse. Non solo attraverso l'Enoteca, dove si potranno fare delle degustazioni su prenotazioni guidate a pagamento, ma anche attraverso la creazione, con un disciplinare che è in fase di approvazione, di un vino rosso e bianco superiore che dovranno essere sintesi di vitigni a bacca bianca e di vitigni a bacca rossa. Per la bacca rossa abbiamo il Thai rosso che dovrà essere presente in maniera obbligatoria perché è il vino che caratterizza e che mi fa il taglio berico, un taglio che possiamo trovare solamente in questa denominazione. È una location anche strategica, no? Penso che sia stata una delle motivazioni alla base della scelta. Certo che sì, il palazzo storico bellissimo in centro, vicino alla piazza della città di Lonigo. Questa cosa è stata possibile non solo grazie al CDA che ci ha creduto molto, ma anche l'amministrazione comunale di Lonigo, il sindaco di Lonigo che ci ha dato veramente una mano forte per portare avanti questo progetto, tanto che al suo interno ci sarà anche lo yacht del comune di Lonigo della Terra Berica. Normalmente in un qualunque luogo che si possa andare si prende un calice di vino e ripeto è una cosa bella perché fa parte della cultura di un luogo. E il problema diventa geografico perché grazie al fatto che qui di solito fa un pochino più freddo, il vino tende un po' a riscaldarti il cuore e magari nei luoghi dove fa più caldo bisogna avere solo l'accortezza, e questo ricordiamolo a tutti, che i vini rossi non si possono servire a temperatura ambiente quando fa caldo. L'ambiente al quale noi facciamo riferimento è sempre lo stesso, la cantina, fra gli 11 e i 15 gradi con il 65-70% di umidità. Non abbiate paura a mettere un vino rosso d'estate in frigorifero, gli fa solo bene e potrete goderlo meglio. Buon calice a tutti e buoni Colli Iberici.